Lotta alla criminalità e ai comportamenti irregolari che infrangono la legge. Quotidianamente i vicentini assistono impotenti a ripetuti episodi delittuosi che minano il senso di sicurezza. Per questo da tempo i cittadini chiedono sempre più insistentemente alle forze dell'ordine maggiori controlli. Oggi i carabinieri del nucleo provinciale hanno disposto una maxi operazione che ha interessato i comuni a nord del capoluogo. 90 uomini, 45 pattuglie hanno messo in campo simultaneamente quello che effettuano quotidianamente. Un elicottero del 14° nucleo del reparto volo di Belluno ha permesso di documentare dall'alto le diverse operazioni, da Vicenza a Bassano del Grappa, passando dalla Valle del Chiampo attraverso Schio e Tiene. Insieme al nucleo ispettorato del lavoro e ai carabinieri forestali stiamo controllando e stiamo facendo delle verifiche sia in aziende che in attività commerciali per eventuali violazioni in normativa sulla misura di lavoro. E un'attenzione particolare alle truffe, dove oggi registriamo un incremento di questi reati. E molte volte proprio attraverso questi servizi vengono captati, intercettati le persone che a terra hanno già magari truffato degli anziani oppure sono in procinto di farlo. Sono stati controllati inoltre allevamenti ed esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa ambientale. Controlli campione inoltre lungo le principali arterie stradali per scoraggiare i reati predatori. Una dimostrazione dell'operatività che vuole rafforzare soprattutto il senso di sicurezza percepita della cittadinanza, che non viene quotidianamente tenuta al corrente della complessa gestione complessiva del lavoro di prevenzione dei reati. Stiamo sorvolando Bassano, che è territorio molto delicato perché è al confine anche tra la provincia di Padova e direzione Trento, dove poi si arriva anche verso gli altopiano di Asiago. Per noi, per il controllo del territorio, è sempre fondamentale, come dicevamo e come state vedendo, il controllo delle arterie stradali, soprattutto della pedemontana. Per la cronaca, i numeri dell'operazione hanno visto l'identificazione di 337 persone, il controllo di 286 veicoli e elevate 12 sanzioni al codice della strada. Una persona è stata denunciata per il possesso di 5 involucri contenenti 9 grammi di hashish e altri 8 grammi di marijuana. Inoltre sono state elevate 2 sanzioni rispettivamente di 14.000 euro e 9.000 euro per la violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la sospensione dell'attività.